Un interessante e partecipato convegno si è svolto a Montevago, organizzato dalla Fillea CGIL in collaborazione con il Comune, sul tema relativo alle aziende confiscate e sequestrate in provincia di Agrigento, quale futuro per loro. La vicenda interessa il caso successo l'anno scorso relativo all'azienda Calcestruzzi Belice, che è stata confiscata e sta lavorando. Per Vito Baglio della CGIL l'obiettivo è fare in modo che venga restituita alla società civile e continuare l'attività estrattiva per altri 40 anni. Partecipato è stato l'evento da diversi e tanti esponenti del mondo sindacale e politico che hanno nel tempo seguito la vicenda. Il sindaco, onorevole Roccaruvolo, ha poi raccontato quanto sia stata intensa la lotta e il sostegno della Calcestruzzi Belice, come la fiaccolata con il cardinale e la mobilitazione di tutto il paese. Qui la Calcestruzzi Belice ha fatto in qualche maniera storia, dopo tante peripezie si è riusciti, grazie al supporto di tutti, all'intervento di tutti, a far sì che questa Calcestruzzi potesse continuare a lavorare. I dipendenti sono stati eccezionali in questo lavoro e devo dire il sindacato, forze dell'ordine, il comune, ognuno di noi ha cercato in tutte le maniere di fare sull'agenzia una giusta analisi per consentire il prosieguo dell'attività, e questo è un punto da cui oggi partire. Ovviamente ci sono poi i locali e tutto il resto di quello che era l'azienda, e merita anche questa attenzione, quindi su questo per esempio da 2 anni sto cercando di sensibilizzare il più possibile l'agenzia perché anche quei locali possano essere utilizzati e possa continuare un'attività, perché il messaggio che deve passare è il messaggio che con lo Stato la confisca non è una pietra tombale sugli immobili, ma la confisca deve rappresentare un punto di rilancio. A Montevago discuteremo delle aziende sequestrate e confiscate alla mafia e diremo quale futuro per queste aziende confiscate e sequestrate. E quindi parleremo in generale delle aziende che si trovano in questa situazione. Noi seguiamo 3 aziende. 2 sono qua in questo territorio, che è la Calcestruzzi Belice e la Inerti, e una si trova a Racalmuto, che è la Romano Calogero. 2 sono state confiscate definitivamente e l'altra è in sequestro. La Calcestruzzi Belice in questo momento è amministrata da 2 amministratori che hanno avuto l'incarico da parte dell'Agenzia Nazionale Beni Sequestrati e Confiscati. Praticamente sta lavorando, ma i lavoratori hanno fatto una richiesta per avere affidata questa azienda, e quindi questo sarà il futuro anche della Calcestruzzi Belice. Questa azienda risanata, riportata nella legalità, che viene restituita alla società civile e viene affidata a dei lavoratori che condurranno questa azienda per altri 30-40 anni, perché questa è quello che si pensa possa avere come durata questa cava.